Una notizia esplosiva ha appena scosso Napoli questa sera, mettendo i tifosi azzurri in massimo allarme. Siamo tornati con un altro aggiornamento imperdibile sul nostro amato club, portando informazioni caldissime. Direttamente dai retroscena, con quel tocco esclusivo che trovi solo qui. Come sempre, la nostra missione è tenerti aggiornato sui movimenti più importanti del mercato. Quindi lascia subito un like, iscriviti al canale e attiva la campanella. Perché ciò che sta per arrivare potrebbe influenzare direttamente il futuro offensivo del Napoli. Secondo lo specialista di mercato Emanuele Cammarotto, intervenuto nel programma I Napoli Magazine Live su Radio.0, il Napoli potrebbe essere pronto a effettuare cambiamenti significativi nella prossima finestra di trasferimenti di gennaio. La priorità assoluta: sostituire Anguissa, una colonna del centrocampo azzurro. Senza un giocatore con le sue caratteristiche fisiche e di transizione, Antonio Conte è stato chiaro. Bisogna intervenire, e in fretta. Tra i nomi valutati, spunta un profilo interessante, Kobbie Mainoo del Manchester United. Giovane, talentuoso e già pronto per grandi responsabilità, piace molto al tecnico italiano. Ma non finisce qui. Ci sono discussioni interne su giocatori più esperti che potrebbero arrivare per rinforzare il reparto. Il problema è: la rosa attuale è piena e non c'è spazio per registrare nuovi atleti senza che qualcuno lasci il club. Ed è qui che emerge il nome più discusso della settimana. Secondo Cammarotto, Noah Lang potrebbe essere messo sul mercato. Il talentuoso esterno olandese, ex PSV, ha sofferto per il poco minutaggio e un adattamento più lento del previsto. Conte crede nel suo potenziale, ma non sembra disposto ad aspettare troppo. Se arrivasse un'offerta interessante, il club potrebbe accettare, liberando spazio salariale e posti per rinforzi urgenti. Non solo. Un'altra possibile uscita menzionata da Cammarotto è quella di Mazzocchi, giocatore versatile ma poco utilizzato. Conte avrebbe dubbi sulla sua continuità nella seconda metà di stagione. Inoltre, il tecnico non sarebbe convinto che Marianucci sia pronto ad assumere responsabilità maggiori, motivo per cui potrebbe arrivare un profilo più esperto. La parola d'ordine per il mercato di gennaio sarà equilibrio. Per far entrare qualcuno deve uscire. La situazione di Noah Lang, però, è la più delicata. Arrivato con grandi aspettative, il suo stile esplosivo, il dribbling veloce e la personalità forte hanno conquistato parte della tifoseria. Ma con una concorrenza feroce in attacco e pochi minuti in campo, il giocatore comincia a mostrare frustrazione. Se lo scenario non cambierà entro gennaio, la sua partenza potrebbe diventare inevitabile. Club olandesi e inglesi stanno già monitorando la situazione. E la dirigenza del Napoli sa di poter recuperare l'investimento fatto. Il dilemma è servito: trattenere un talento promettente e insistere sulla sua crescita nella rosa, o venderlo per rinforzare reparti urgenti come centrocampo e difesa. Conte preferisce profili già pronti, e il mercato di gennaio è spietato con chi aspetta troppo. Per questo, dagli uffici di Castel Volturno filtrano voci di movimenti intensi, e il Napoli potrebbe sorprendere. Commenta qui sotto e partecipa a questo dibattito bollente. E ovviamente, se ami questa copertura profonda e vuoi sostenere il canale, lascia un super thanks potente. Perché insieme manteniamo questa famiglia azzurra sempre più forte. Forza Napoli sempre!